Come è iniziato il cammino sinodale nell'ambito di Rapallo? A dire la verità, noi ci siamo mossi un po' più in ritardo rispetto ad altri ambiti, perché 2 anni prima i nostri parroci, hanno pensato di approfondire l'Evangelii Gaudium, su cui si basa poi il lavoro dei tavoli. Quindi abbiamo passato il primo anno, 2 anni fa, a sentire vari ascolti anche ambito parrocchiale, e poi in seguito quest'anno ci siamo dedicati ai tavoli, ci siamo divisi in 5 ambiti, 5 gruppi, e così ognuno indipendentemente ha portato avanti l'ambito di un gruppo. Com'è stato questo modo di lavorare? È stato un modo proficuo? Io ho partecipato al tavolo dell'abitare ed è un'esperienza che ho trovato molto positiva, perché abbiamo affrontato insieme tematiche molto varie, anche non prettamente di ambito religioso, quindi da quel punto di vista era molto anche coinvolgente. Per me ha rappresentato una grande novità legata al camminare insieme fra le comunità, e questa è stata anche già un frutto che noi abbiamo potuto sperimentare nel cammino fatto durante questo anno per una realtà come Rapallo. Un desiderio di camminare insieme che già un po' si è tentato di fare in questi ultimi anni. Penso all'esperienza della Via Crucis cittadina, del Corpus Domini, alcune esperienze legate anche ai cori riuniti. Però c'è questa esigenza di comunione che va anche oltre, no? Aspetti prettamente formali, ma un po' più legati al desiderio e alla sostanza. E il trovarsi intorno a un tavolo con persone appartenenti a parrocchie diverse, con storie diverse, età diverse, ha rappresentato per me e anche certamente per altri un motivo di grande ricchezza.